Allora, ci sono dei nostri telespettatori che ci hanno scritto, uno di questi sosteneva che è il governo il primo ad avvallare queste forme di gioco perché ci sono degli interessi, abbiamo visto che queste società dovrebbero dare al fisco, poi in realtà hanno avuto degli sgravi fiscali di non poco conto che magari altre aziende non ce l'hanno, insomma ci sono degli interessi di un certo livello tali per cui vengono tenute in piedi e continuano a campare. Chi altro invece ha sostenuto che sono gli stessi comuni in realtà a dare poi gli spazi in gestione. Vediamo di dare dei numeri, delle spiegazioni. Noi diamo alcune cifre, noi abbiamo calcolato che gli interessi che lo Stato acquista e assume parlano di 5, 6, 7 miliardi attraverso il gioco, la SISAL, tutto quello che è scommesse del pubblico, e qui esistono obiettivamente dei meccanismi di lobby che permettono o evitano che ci sia un controllo. Noi per esempio chiediamo che all'interno delle sale da gioco controllate dal pubblico ci siano momenti di pausa, cioè togliere l'ipnosi del gioco da chi sta davanti alla macchinetta è fondamentale. Invece la tecnica che usano certi operatori e certi gestori è quella di servire al tavolo direttamente bibite o una sigaretta o questo o quell'altro. Questo andrebbe contro l'interesse, in modo che il soggetto non si muova. Questo è il primo, e la richiesta che noi continuamente facciamo è che le tasse, e già sono tantissime purtroppo, possono essere utilizzate dallo Stato in maniera diversa e soprattutto non può lo Stato essere biscazziere. L'altro dato che riguarda gli enti locali, ecco, non tutto è buio e nero, esistono dei comuni che al limite incentivano fuori dai circuiti centrali nei centri storici la costruzione di sale da gioco, ma ci sono anche, credo che questo valga anche per Padova e nel percorso Veneto, dei comuni che tolgono le tasse a chi opera nei settori e toglie le macchinette e dicono più caffè e meno gioco, e questo è un fatto importante perché oltre a essere educativo dà un segnale, il cittadino deve essere e deve costituire un momento attivo nei confronti dell'ente locale. È partito dalla Versilia questo segnale di meno gioco nelle strutture centrali e pubbliche e più divertimento, la cosa è diversa. Perché poi il gioco abbruttisce, crea problemi e soprattutto poi quando uno ritorna è vuoto e si sfoga in famiglia in maniera a volte violenta. E questa è una cosa che non possiamo tollerare assolutamente. Comuni quindi che si stanno attivando in questo senso, abbiamo degli esempi? Sì, abbiamo già chiesto anche un incontro che avremo, penso martedì prossimo col sindaco Bitonci, dove stiamo cercando anche di dare un nostro contributo con serenità, cercando di, ognuno nell'ambito della sua posizione, di dare, diciamo, un proprio contributo. Io leggevo prima qui sull'SMS, basterebbe far pagare le multe in toto ai gestori dei locali quando prendono la multa. Io penso che quando un gestore di un locale arriva alla multa, no? Là ci sono chiaramente delle violazioni che vanno al di là del fenomeno che noi stiamo analizzando. Il fenomeno che stiamo analizzando è che stanno crescendo in maniera esponenziale la presenza di queste macchinette nei bar e nei locali di ritrovo. Per cui io penso che a questo punto anche il comune sì, ma se non debba fare per far consumare di più, perché di fatto non sono un incentivo a consumare, ma solo a far stazionare le persone, non ci solo sarà qualche altra cosa. Appunto, questo discorso, diciamo, del dover trovare anche una soluzione tra l'ente pubblico, le associazioni o coloro che si occupano, diciamo, del fenomeno, dovrebbe passare anche attraverso, no? Non dico il proibizionismo, perché ci hanno accusato noi associazioni dei consumatori ancora 10 giorni fa su un articoletto sul giornale che noi vorremmo diciamo che si tagliassero le concessioni ai bar delle macchinette, dando un numero massimo per bar. Non si passa attraverso il proibizionismo. Io non sono proibizionista, non lo sono mai stato, però dico che dobbiamo trovare degli strumenti che possano, come la fiscalità, perché è forte la leva della fiscalità, perché oggi siamo in crisi e nei momenti di crisi vengono fuori le situazioni anche di trovare una soluzione alternativa per poter portare a casa anche, non guadagnare, portare a casa la pagnotta per mangiare. Quindi la fiscalità è uno, poi ci sono anche le zone, cioè quindi aprire i centri storici di più alla frequentazione anche nelle ore preserali e serali. Perché? Perché questo scoraggia quei sordidi
posti dove ci si mette là con la macchinetta, mentre invece se c'è gente già incomincia anche lo stesso giocatore a avere un senso di disagio e di difficoltà, perché io ho visto negli occhi della gente che giocava quella volta che gira gli occhi verso l'avventore occasionale, avere quel senso di disagio, perché si sente anche osservato, e quindi questo è anche, e cercare anche di controllare di più con le forze preposte, anche vigili comunali eccetera, cercare di controllare anche quelle macchinette che non sarebbero a norma e che poi le lobby, i monopoli e qualcos'altro avallano in qualche modo. Sì, avallano, e non dico altro perché mi voglio fermare qua, avallano, perché chiaramente se io non controllo sto avallando uno status quo. Quello che molte macchinette sono il servizio delle Iene, poi dopo, che sono dei servizi, no, che vanno a vedere la punta dell'iceberg, non vedo che c'è una base dentro, no, di malaffare, ci sono tutte quante le mafie e c'è dietro tutta una serie invece di personaggi loschi che lavorano e lucrano sulla povera gente, gli anziani, le persone disagiate e quelle che sono in una povertà, in uno stato di povertà che praticamente non trova soluzione. E io sto pensando a tutte, li dicevo, le famiglie monoreddito, le persone che non sanno come portare a casa il mangiare, eccetera. Poi per gli altri si trovano anche altre soluzioni. Assolutamente, un attimo solo, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? È in linea? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, prego, dica tutto, abbassi il volume e parli pure. Sì, allora quello che ho cercato di fare in tutta la vita è capire perché le cose non funzionano. Da dove chiama, scusi? Prego? Da dove chiama? Provincia di Venezia. Sì, dica. Bene, allora per tutta la vita ho cercato di capire perché le cose non funzionano su questo cavolo di pianeta. E quello che ho capito, cercando di osservare tra religione, politica e tutte queste cose qua, filosofia, è che praticamente c'è una dicotomia, no, tenuta in piedi da 4-5 persone che mettono l'uno contro l'altro, quindi c'è un Dio in opposizione con un altro, c'è una politica in opposizione con un'altra, e dentro si sono inseriti dei parassiti che fingono di aiutare le persone, quando nella realtà, in questa dicotomia, c'è solo competizione. Solo che, secondo me, siamo arrivati alla fine, cioè alla frutta, e se le persone non si svegliano un po', vedranno che vanno a finire altro che risoluzione dei problemi del psicologo, queste cazzate qua. Ecco, volevo dire questo. Vabbè, grazie. No, aspetti. Volevo anche dire che fin tanto che non c'è cooperazione e che quindi non si crea un gruppo dove le persone cercano di aiutarsi l'un l'altro, la fine sarà questa, insomma, ed è inevitabile. Certo. Ecco, adesso ho finito. Grazie mille. Grazie del suo intervento. Ma io credo che l'analisi e soprattutto la validità dell'intervento sia questa. Non dobbiamo permettere alle persone di essere sole. Questo è un dato centrale. Se la famiglia non riesce o trova difficoltà, io credo, e sono in dissidenza col mio presidente del Veneto, il ruolo dei media è importante, è fondamentale. Sì, ma infatti possono anche esasperare, per carità, certe situazioni, ma la forza di informazione e lo stimolo che arriva dai media ai singoli che stanno chiusi. Io ricordo i Cinema Rossi sono stati, a Luci Rossi sono scomparsi. Oggi la solitudine vera è quella di chi sta davanti al computer per giorni e chi gioca di fronte alla macchinetta da solo. Giustamente veniva detto, la mente è ottenebrata, l'occhio praticamente, il singolo, perde il contatto con la realtà. Quindi noi dobbiamo, e il ruolo dell'associazione dei consumatori è fondamentale insieme alla polizia, alla chiesa, a tutta la serie agli enti locali, è quello di liberare questi soggetti dalla solitudine. Come? Facendo capire con uno spiraglio che il dramma non è quello di chiedere aiuto, perché poi anche quei gruppi di ascolto che ci sono ci dicono la difficoltà è quella di rompere il cerchio della solitudine. Certo, no, infatti il gioco è come l'alcol, l'individuo colpito si isola e perde amicizie, rapporti familiari, è la rovina del tessuto sociale moderno. Assolutamente sì. E c'è anche altri messaggi, prima facevano riferimento a questo, prego. Sì, no, questo è verissimo quello che dice il Presidente, ma credo che ci sia la consapevolezza anche nelle persone che poi si ricade in questi circoli viziosi. E qui l'aiuto delle associazioni, delle istituzioni a tutti i livelli, pubbliche, sanitarie, eccetera,
è fondamentale. Rompere il ghiaccio di un percorso di isolamento, poi alla fine la soluzione viene da sola, ma la parte più difficile è quella dell'informazione, della formazione, ma della rottura dell'isolamento del singolo. Ecco, forse se ne parla troppo poco, no? Non Io... c'è interesse anche a livello nazionale a parlarne. Sì, sì, prendendo atto del fatto della comunicazione, della forza della comunicazione, perché magari poi ognuno... per me è importante il valore, no? Sono importanti i valori e io dico che oggi come oggi se facciamo proprio un'analisi, vogliamo fare un'analisi di quella che è la nostra società, no? È la riscoperta dei valori, perché mi potete parlare di famiglia, parliamo del Papa, parliamo della famiglia, parliamo dei giovani, i valori, e lo trasmetto ai miei nipoti quando posso, i valori sono quelli che ci hanno inculcato i nostri genitori, i nostri nonni, ma che in questo momento, forse perché stiamo troppo al computer, forse perché stiamo troppo isolati e ci ipnotizziamo con i giochi eccetera, ma perché secondo me ha perso di valore la socializzazione e tutte le forme di socializzazione, per cui l'aggregazione, noi ci divertivamo, dicevo e lo dico sempre ancora e continuerò a dirlo finché me ne daranno voce, che il momento aggregativo, no? Il momento aggregativo salva molte volte proprio da queste patologie che sono avvantaggiate dall'isolamento. Ecco, però c'è chi ci scrive, forse se parlano di droghe e di alcol, esatto, lo danno come dipendenza. Ecco, lo danno come dipendenza. Allora, io so soltanto che... Quindi vuol dire che c'è qualcosa che va oltre, facciamo così, ti Elena. nascondi, ecco, perché la dipendenza cos'è? Quando in famiglia magari non vuoi che uno fumi, si nasconde e va fuori a fumare. È difficile aiutare chi ha questi problemi perché spesso non vogliono essere aiutati, non riconoscono mai di avere un problema. Bene. E qui credo che parli qualcuno con cognizione di causa, assolutamente perché sì. Effettivamente si capisce. Io qui ho un braccialetto che ho preso a questa iniziativa di un gruppo di alcolisti anonimi di Vicenza e dice enjoy, i complimenti per la tua scelta. Questo è un gruppo che ha fatto la scelta di non usare più alcol, ma è stato lungo, difficile, un accompagnamento di operatori e medici, ma soprattutto la gente che ti sta intorno, cioè questo rompere l'isolamento è fondamentale, perché la vergogna ormai No, uno la bypassa. il nascondersi, eccolo qua, la pecora nera, è troppo semplice. La società tende a semplificare questi percorsi, noi invece dobbiamo andare a cercare la difficoltà e come associazione dei consumatori questo obiettivo ci siamo posti. Informazione, formazione per andare a cercare i problemi e le difficoltà. Non possiamo né dobbiamo girarci dall'altra parte. Il reprobo non esiste. Il diavolo è quello che non dà aiuto all'altro, non quello che cerca di portarti al male. Ecco, questa convinzione profonda ci porta ad operare. Assolutamente. Allora adesso riprendiamo questo discorso, vediamo anche altre dinamiche che possono, anzi correlate, che emergono e che devono essere anche sottolineate. Pubblicità, pochi secondi.